Amici bellini, io sono ancora un po', come si dice, assonnato perché voi capirete, in America non è che mo è tardi, è presto, sono le 9:20, ma mi sono svegliato per un po' di ansia prepartita, voi lo sapete, no? Il vero tifoso napoletano fa così, sente le partite tantissimo. E poi ho la tazza e c'ho il caffè dall'altra parte perché qua l'acqua. Ciao Lino, Aleas, ragazzi, questa è un'improvvisata live non prevista perché insomma una serie di cose. Stavo pensando di fare un video prepartita in generale perché ci sta, perché per smaltire un po' d'ansia, no? Ne parliamo insieme e quindi Giancarlo Pacelli, Atomic. Ah, bene ragazzi, Manue88. E si ride, sì, Manu, perché stasera sarà tosta, ma ci crediamo. Zilla, ciao Alberto, Mariano De Maio, Marco Febbo, Fluido dopo Sarri, che prevedi? Ciao Enrico. Allora, Marco, io già l'anno scorso, quando si parlava di Sarri e non ci credevo, io avevo ipotizzato un Inzaghi alla Juve. It fits the type, è il tipo di allenatore non esageratamente rivoluzionario che può funzionare con campioni già affermati, li mette in campo bene, senza inventarsi niente, e questo mi sembrava così. Ma addirittura si parla, adesso si farà qualsiasi ipotesi, si parla addirittura dello scambio Sarri-Inzaghi, con Sarri che andrebbe alla Lazio perché poi se la Juve si vuole pigliare Inzaghi, Inzaghi va di corsa e la Lazio rimarrebbe senza un allenatore. Poi Sarri avrebbe l'opportunità di rifare la Champions, quindi secondo me ce la giocherebbe. Sarri odiato sia a Napoli che a Torino, Ale, e questo è il punto che dobbiamo rimarcare. Dove sta? Eccolo là. It's a shame. Un uomo che secondo me, ma non è che faccio l'editoriale, però buon pomeriggio Valeruccio, Strong Frien. Stasera pezzi di collettivo a vedere la partita solo per andare bene. Conta la maglia e questi atleti che sapranno onorarla. Sì, Elpidio. Roberto Ciambelli, ciao. Ragazzi, mentre entrate, lasciate un like sopra lo streaming. Se lo guardate dopo, lasciate il like dopo. Voi lo sapete come funziona. Serve al canale per essere più vissuto. Chi lo sa, chi non lo sa, non lo sa. Questo canale è piccolino. Siamo 1800 più o meno, non tantissimi, però quelli che ci siamo di una qualità, devo dire la verità, straordinaria. Stasera come provvedi? Alessandro, quella pure è un ottimo spunto, dopo ne parliamo sul fatto di Milik. Giancarlo, come prevedi la gara? Giancarlo, prevedo un'attesa. Prevedo la gara che ha fatto più o meno il Lione ieri, se l'avete vista. Una gara un po' attendista, però senza rinunciare a giocare. Quando il Lione usciva palla al piede, si prendeva anche responsabilità a centrocampo, grande tecnica, non la buttavano avanti a caso. Quando la buttavano avanti, sulle corsie esterne, non al centro, è stata una gara intelligente che ha fatto il Lione. E poi la Juve è scoppiata, ma la Juve è scoppiata da anni, ragazzi. La verità è che la Juve è scoppiata da anni e che in Italia vincono di default, a volte per mancanza di avversari e a volte per cose arbitrali strane. Ora loro ci dicono: gli arbitri non si deve parlare perché è l'alibi dei perdenti. Però ogni volta che loro vanno in Europa, l'arbitro è la causa della loro cosa. You pay contro il Real Madrid e quell'altro Depay, quello che Depay che ha fatto lo scavino. Non si può fare, non potete fare così, che in Italia non so parlo degli arbitri e poi in Europa vi lamentate dell'arbitraggio. Non va bene. Like messo, meriteresti molto di più, grazie. Trinix, bella. Side, io sto pensando a Barcellona, sì, tutti stiamo pensando a Barcellona, questo è però, io su Sarri, io ve l'ho detto, l'anti-juventinità sì, ma quest'anno io stavo addosso a Sarri, l'avevo annunciato e ci devo stare fino in fondo, la mia missione è compiuta. Lo odiamo a Napoli, a Torino non l'hanno mai amato e adesso lo odiano. Ha rovinato tutto, bisogna dirlo. Amici bellini, allora leggiamo.
Adesso ok, su Forza Napoli, sto pensando a Barcellona, ok. Penso che a Sarri non frega niente dell'esonero, il suo scopo era fare un'esperienza professionale di altissimo livello. Sicuramente ne uscirà dimensionato, ma sicuramente più esperto. Luca, io sì, non so, io lo vedo vecchio, lo vedo stanco, veramente. A parte tutto, l'ho visto stanco per la pressione che è veramente esagerata. Lui già ha fatto un salto di qualità andando al Chelsea e vedendo una situazione internazionale importante. A Torino ha capito cosa significa dover vincere per forza e anche quando vinci non hai fatto niente, perché vincere lo scudetto a Torino è come non aver fatto niente, bisogna essere onesti. E chissà, magari una prossima avventura che potrebbe essere la Lazio o la Fiorentina, non so se si vuole prendere un anno sabbatico, può essere pure alla Allegri. Si parlava con gli amici Bellini su Telegram che probabilmente alla Fiorentina potrebbe essere un personaggio che con l'accento, io sono nato a Napoli però sono vissuto a Firenze e potrebbe fare il nuovo comandante come diceva anche Enrico. Ciao Little Rabbit, Giure, ciao Sarri le sue colpe ma anche un centrocampo scadente. No, ma tutta la squadra, Giure, si sa, se seguite i canali juventini, i, i tifosi sono scontenti anche della società, tanto, tantissimo. Il Barca acchiappa i Packer stasera, Antonio, speriamo bene, Tura. Il dopo Sarri si parlava di Inzaghi, sì, mo ho sentito anche Pocettino, non lo so, bisogna capire. Saluti dal Brasile, Fabio. Non poteva esprimere il suo gioco con la squadra che aveva. Sono d'accordo, Fabio, però ha proprio rinunciato. Secondo me ha subito l'influenza dei senatori, di Ronaldo. Non si è saputo imporre. Tu, se devi essere il mister, i giocatori vedono se tu hai l'autorità e l'autorevolezza. Se tu decidi, vabbè, poi datela a Ronaldo e lui si vede, se la vede lui così, perdi il polso dello spogliatoio e fanno quello che vogliono. Un po' era successo anche al Chelsea, perché io l'ho seguito il Chelsea. David Luiz che faceva i lanci lunghi, non va bene. Hazard che mantiene palla, non va bene. E noi purtroppo, se noi ci siamo innamorati, è per un motivo. È perché il gioco collettivo, è perché la palla non rimaneva nei piedi di uno per meno di 2 secondi, ed è al di là della bellezza c'era la collettività che portava poi all'esaltazione finale di uno che faceva il gol, che poteva essere Higuain, che poi è stato Mertens. Quando tutto questo viene a mancare e tu dici ma che? Allora non era il sarrismo, era la nostra squadra unita al concetto di Sarri. Perché io non rinnego. Io ho vissuto i 3 anni più belli della mia vita. 3 anni, no, diciamo 2 anni e mezzo, perché l'inizio è stato duro. Ma poi. Fatemi leggere. Sì, siete tanti, eh? Vi piace l'argomento, mi fa piacere. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Fatemi la cortesia, ma credo riconosco quasi tutte i vostri nomi. Leggo Giovanni. Weekend Bastard Nut. Il Purpo rimane va via lo stesso. Esatto, ritorniamo al discorso di Milik. Guarda, rimanere non credo. Perché uno che rimane con un anno di scadenza, io credo che il Napoli proverà a piazzarlo anche sotto costo, perché comunque la plusvalenza lo fai, l'hai ammortizzato, piuttosto che perderlo a zero. Però è interessante capire se ne va alla Juve. Non è un giocatore da Juve. Magari con Sarri avrebbe avuto senso perché Sarri lo conosceva e può fare la riserva senza protestare più di tanto. Ma a questo punto è ipotizzabile, è fantamercato, ma è ipotizzabile che vada nella squadra dove Sarri andrà. Potrebbe aver senso. Se Sarri va alla Roma, se lo porta là. O alla Fiorentina, perché no? Non credo alla Lazio perché Immobile probabilmente si farà un altro anno, ma se poi Immobile diventa a quel punto un uomo mercato, immagino che la Juve una punta la debba comprare. Ricordiamoci anche questo. Questi devono svecchiare. Non sono cose che ci interessano, ma devono svecchiare. Allora, fatemi vedere, siete assai. Mamma mia, 62. State lasciando i like, sì, eh? Sì. Vedete, altrimenti se non lasciate i like, it's a shame. It's a shame. It's a shame. Perdendo 2 finali, sì, 2 finali, ragazzi. Ha perso la Supercoppa italiana, ha perso la Coppa Italia
e alla finale di Champions League non ci è arrivato nemmeno lontanamente. Il campionato l'hai vinto di default perché le altre squadre, Napoli in primis proprio da sempre, la Lazio dopo lockdown non si è capito più niente, l'Inter discontinua, poi loro facessero i dossier, perché noi, quando siamo stati noi a lottare a punto, lo abbiamo fatto e l'Italia ha visto cosa è successo. Adesso che lo facesse l'Inter il dossier, se ci sono delle cose che a loro, perché io l'ho letta, una classifica senza errori arbitrali e ho visto l'Inter in testa, il Napoli quarto, non primi in classifica, e la Juventus terza, una cosa del genere. Ma lo facessero loro, a noi non ci interessa. Per un punto, bastava una sconfitta al contrario, ma lasciamo stare, veramente non ci interessa. Allora, Barcellona The Queen. Barcellona è The Queen, The King. Barcellona è una squadra incredibile. Anche solamente se pensi a Messi e Suarez, già ti devi mettere paura. Anche se il resto hanno poca panchina quest'oggi. Paratici pure vada via. Il duo vuol di essere non in gara qui. Questo dobbiamo sperare. Però è difficile. Manuel. Faresti entrare gli Llorenti a 20 minuti prima della fine? Ale, assolutamente sì. Assolutamente sì, perché ti potrebbe prendere un fallo, puoi fare palla alta, assolutamente sì, anche se non sarà in forma, ma lo devi lasciare là, assolutamente sì. La Juve protesta un sacco contro gli arbitri, soprattutto Ronaldo, non è un comportamento sportivo lamentarsi con gli arbitri che hanno regalato lo stesso un rigore inesistente. Francesco, sì, allora, questo siamo già a 11 minuti, quindi probabilmente chi lo clicca dopo non vedrà questo mio discorso. Allora, cerco perché io ieri ho fatto il video di reazione, se non l'avete visto andatevelo a vedere, è divertente secondo me, anche se mi sono mantenuto. Il rigore, tutta Europa, io ho guardato degli highlights successivamente dove parlavano, dove facevano gli highlights e tutta l'Europa calcistica, l'arbitro è pazzo, il rigore non c'era, prende la palla. Perché negli highlights i commentatori, non so se erano spagnoli o meno, non guardavano il contatto di Bernardeschi, guardavano solo quello di Betancourt. Se tu guardi quello di Betancourt, ovviamente prende la palla e non è quello il fallo. Il fallo è quello di Bernardeschi, noi ce ne siamo accorti. Molta gente dirà l'arbitro è pazzo perché non hanno visto proprio il replay di Bernardeschi. Ok, partiamo da questo. Vogliamo tornare indietro nel tempo? C'è un intervento su Higuain che tutti i juventini dicono è fallo. Per me prende la palla, l'ho vista poche volte, ma perché non mi interessa? Perché abbiamo detto che gli arbitri sono l'alibi dei perdenti. Allora it's a shame, calmati che qua ci distrai. Zitto. Capite? Allora io non ho approfondito questa cosa qua. Se volete l'approfondisco. Però c'era fallo su Higuain, benissimo. Dopodiché prendono poi loro il rigore, anch'esso inesistente, perché più di così, con la mano, non si può stare attaccato al corpo. Che fai? Così. Però quando fai così, ti giri di spalle. No, non può essere. Allora, capisco anche che i due rigori inesistenti non si annullano perché a Lione dà il vantaggio del gol in trasferta. Sono d'accordo? Sono d'accordissimo. Ma poi c'era anche un altro rigore dove loro hanno protestato tantissimo, quelli del Lione, su palla e piede che ha preso così. C'era un intervento di Bonucci che non è stato valutato fallo di mano. Vogliamo parlare solo degli arbitri o vogliamo parlare del fatto che la Juve non ce l'ha? E devi dare palla a Ronaldo e Ronaldo si deve inventare qualcosa perché altrimenti non c'è gioco. Senza Dybala miglior giocatore del campionato? Sì, sono anche d'accordo perché te l'ha risolta lui con un paio di magie dopo il lockdown, altrimenti non vincevano questo campionato. Voglio, rendiamoci conto del fallimento, a parte di Sarri, ma proprio della dirigenza che non ha saputo. Quelli volevano venderli tutti quanti. Dybala, Higuain erano tutti sul mercato e non se ne sono voluti andare perché non guadagnavano abbastanza. E poi sono stati loro a fatemi leggere i commenti perché sennò. Salvatore Scalera esonerato dopo la vittoria dello scudetto ci dà l'esatta dimensione di quanto sia complicato vincere un campionato per questi prendi cannelle. Assolutamente sì, e si vince di default in Italia. Giustissimo Salvatore Scalera. Not red. Comunque ieri non c'era Juve Leone, ma c'era Ronaldo, Betancourt, De Ligt, i Leone. Sì, non hanno giocato malissimo il resto, veramente.
Rien Migliares, ciao. Napoli Genesis. Ah, tu hai fatto i Queen e i Genesis. Ah, ok. Siete tanti, mi sto perdendo. Mi sto perdendo i cosi. Fate una cosa. Mi sono perso tutti i commenti perché sono scorruti, si dice in napoletano. Riscrivete e io vi leggo. In questo momento leggo così. Waiu, vi costa tanto copiare il link sulle vostre pagine, facciamo crescere a Vareruccio. Grazie Elpidio. La Juve è la squadra basata su Ronaldo e lo so, però Ronaldo pur tiene un'età. Devi svecchiare, ma lo dico per loro. Ciao Bepi, Massi, il karma, caro Sara, il karma. Hai distrutto un personaggio e una filosofia calcistica per venderti alla carriera e al denaro. Nulla contro la Juve, ma godo come riccio. Ma guarda Massi, lo sai che ho fatto lo stesso discorso. L'anti-juventinità sì. Ma poi quando il Napoli sparisce dai radar e non lotta contro la Juve, io mi rilasso pure contro di loro. Ma su Sarri no, su Sarri me l'ero segnata, quindi sì, la penso come te. Quest'anno era l'anno buono per superare la Juve e lo so, Giancarlo, sì. Veramente un peccato, abbiamo fatto la fine dei tracchi perché bastava lo stesso Napoli di Ancelotti probabilmente di 2 anni fa. Guarda che ti dico, bastava quello. Poi dopo gli esperimenti, persi gli obiettivi, hanno smesso di giocare, diamo la colpa anche ai giocatori, voglio. Ancelotti io gliel'ho fatto una chiavica durante tutto l'anno, ma diamo la colpa anche ai giocatori che non ci hanno proprio provato a un certo punto. Speriamo di fare bene l'anno prossimo con Gattuso, Chris, assolutamente. Vale, come li vedi Zidane o Pocettino? Lo sai che Zidane, mo non ci avevo pensato, ma credo Alessandro Bianco che ci sta più di Pocettino come anche figura, no? Come lo Juventino, come quello che è stato un'immagine, è stato un campione assoluto dalla Juventus. Ci può stare, anche per fare contenti i tifosi. Credo che, non lo so, dimmi anche tu, Zidane vi intrighi di più di Pocettino, anche se voi state ancora aspettando Guardiola, per quanto abbia letto in giro. Scambio Milik Veretù, Pietro Foggia, perché no? Perché no? A noi serve un sesto centrocampista e Veretù potrebbe fare un ottimo mezzalo, lo puoi mettere anche centrale. Perché no? Calcio 360, come lo vedi il Napoli stasera? La vedo dura, calcio 365, bisogna chiudere le maglie e ripartire con qualità, perché se riparti con qualità loro non è che difendono benissimo, senza Busquets specialmente, quindi serve la qualità più che la frenesia. Antonio Bomber, un abbraccio. L'anno prossimo possiamo vincere lo scudetto? Sì, dobbiamo vedere la fine del calciomercato e capire Osimhen come approccia il campionato. Fai la live stasera, Manuè, dipende dipende da come va la partita. Se sto male, se voglio postare la reazione prima, ovviamente faccio la reazione. Mo' vediamo se faccio prima la live e poi la reazione domani. Beh, non lo so, veramente non lo so. Stay tuned. Polli FN, Forza Napoli sempre, che ansia, lo so. Gennaro Covino, al di là della grande antipatia verso la Juve, ieri sera ho provato pena per il calcio italiano, lo so, Gennaro. La colpa è... La colpa è loro però, perché hanno reso un campionato italiano non allenante, perché compravano tutti i migliori giocatori. Pjanic se lo pigliano loro, Higuain se lo pigliano loro e noi gli altri non potevano competere. Con il Napoli dell'anno scorso potevamo giocarci lo scudetto? Sì. Guaiosio Most, grazie Marat, lasciate il like, dice Enrico Terlizzi, ogni like che lasciate è un'azione di attacco del Napoli stasera, vedete, ogni like un tentativo, prendiamo il palo, ci andiamo vicino. Qualsiasi allenatore andrebbe male per una Juve con questo organico nella fase eliminazione diretta, 7 gol su 7 di Ronaldo e 2 anni Sarri non c'è. Giovanni, hai ragione, è una squadra che poi, com'è che in Europa fa così? Com'è che in Italia basta, in Europa no? Luigi Della Vecchia, ciao. Zidane, aspetta, Zidane ci sta tutto. Ciao Salvatore Cozzolino. Zidane è l'unico che può fare stare Cristiano, questo è anche un altro punto di vista interessante. Vincenzo Cataldo, in percentuale, quante possibilità il Napoli stasera di passare? Io la vedo nera, ma il calcio è stupendo per le favole la favola calcistica, Vincenzo, sarebbe il gol di Cagliacon. Proprio la favola, il madrilista che si è mangiato gol anche all'andata e si sta mangiando gol a raffica, sarebbe quella la favola.
Possibilità, io dico 25%, non più di quello. I giocatori si erano messi contro Ancelotti, sì, Francesco, sono d'accordo in parte, ma in buona parte. Comunque non lo volevano fare, non si volevano impegnare, si è visto. Peccato che guadagni 20 milioni all'anno come piccolio, forse Pocettino, forse parli di Zidane. Ma Milik se lo pigliano lo stesso? Non credo. Non credo, lo sai Walter, non credo. New Pausilipon, ciao, sono nuovo iscritto, grazie. Non sono d'accordo sul discorso del calcio più bello visto a Napoli. Sarri non mi è mai piaciuto né come gioco né come uno sono gusti. Amo il ciolismo. E vedi, ma tu hai un'idea diversa, però hai un'idea, nel senso ti piace la difesa e poi il contrattacco forsennato dell'Atletico Madrid, che per me è dignitosissimo. Noi siamo un ibrido in questo momento con difesa e contropiede però ragionato, non forsennato come fa l'Atletico Madrid, come un po' fa l'Atalanta. Hai un'idea calcistica, va benissimo. A molti non piace il ta-ta, il tiki-taka. A me piaceva perché non avevo mai visto il Napoli dominare le squadre più forti, dominare l'Inter, dominare la Juve, non l'avevo mai visto. E per caratteristiche il Napoli se si difendeva prendeva schiaffi, non riuscivamo a ripartire. Per questo io mi sono innamorato di quel tipo di gioco. Poi adesso ci dobbiamo adattare a cose nuove. Che ore sono da te? Sono le 9:43 del mattino. Antonio, Salvatore, Natale, ciao. Desidero una prestazione degna contro una squadra nettamente superiore a tu. Sorry guys, un po' di reflex, come si dice. Nettamente superiore, Gattuso sa come si fa, vero. Piqué è lento. Velocità di Insigne e Mertens è cruciale. Sì, Mertens specialmente, Insigne. Quindi voi dite che mi dite che gioca. Le ultime notizie parlavano di un Insigne che probabilmente stringerà i denti. Io speravo, sinceramente, fino all'ultimo di non rischiarlo. Ieri abbiamo visto cosa è successo a Dybala. Però, se la sente, se la sente, che dobbiamo dire? Magari la sblocca proprio lui. Zidane lo vedo benissimo, dice Alessandro Bianco, legato al passato, grande campione. Aumentate sempre, non vi vedo più. Ok, grande campione. Guardiola comunque è arrivato qualche giorno fa, l'avevo pure intervistato, è vero. Era Antonio Moschella. Come la vedi l'Atalanta? Francesco 04, il Paris Saint-Germain continua ad avere infortunati. Secondo me l'Atalanta se la gioca. 40% Atalanta, 60% Paris Saint-Germain. Queste le mie... Sarebbe una sofferenza la live con questa partita. Aspettiamo la finale della Coppa. In effetti i soldi stanno rovinando il calcio, è vero. GR, ti conosco. Valerio che ci regina, questo è solito. Ciao, io sto bene, tutto a posto. Ciao da Perth. Giorgio Pippo, sveglia alle 3 am ancora una volta. Lo so ragazzi, qua quando si vive con i fusi orari è difficile. Un gol di Callejon con assist di Insigne sta bene. Ola Maier, la Juve ieri con Mazzoleni avrebbe passato il turno. Ti ricordi Ola? All'andata Sarri disse in Italia ci sarebbero stati 2 rigori. Cioè, anche nelle dichiarazioni se le fanno uscire perché non riesco. È straordinario, è straordinario. Secondo me stasera passiamo. Baby Fox, amen. Secondo te segnare all'inizio è un bene o un male? Penso. Giancarlo, bellissima sta domanda. È male. È male sotto un certo punto di vista. Perché poi vedi come è successo anche ieri alla Juve. Il Lione ha segnato troppo presto. Loro hanno preso in mano la partita e comunque erano a un gol dall'eliminarli. Potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Attenzione! C'è stata la prima donazione live sul canale Luigi Della Vecchia. Non avevo dubbi che saresti stato tu. Applausi. It's a shame. Grazie mille Luigi. Devo scriverti subito. Guarda, lo faccio in diretta al volo. Guarda come faccio. Così prendo la cosa di Pallotta e cambio e scrivo Luigi Della Vecchia e ci metto il cuore tipo emoji così. Boom, perché te lo meriti, ti ringrazio assai. Allora, cosa ne pensi degli acquisti del Chelsea? Francesco Gallo, e che ne so, mica non so cosa hanno preso. Se li conosco posso darti un giudizio. Riprenderesti Sarri? No, mai, mai, mai.
mai, è andato, anche se torna il Sarri così gli servirebbero quei giocatori là. Voi immaginate i giocatori che aveva il Napoli? La formazione tipo che ci ricordiamo con Reina, Yusai, Albiol, Koulibaly, Gulam, Allan, Jorginho, Amsic, Callecon, Mertens, Insigne o anche Higuain, Insigne. Immaginate questi giocatori con la maglia della Juve, quanti punti avrebbero fatto? Vi lascio questo spunto. Avrebbero vinto il campionato con 150 punti. Perché ho un'idea mia ditemi che sono visionario, che sono paranoico, ma secondo me è così. Un saluto a tutti del bar Al Folla. Eh sì, perché Paolo De Genio crede che sia un bar che veramente sta a New York, ma gli ho spiegato che è un canale YouTube. È stato carino a risponderci, ha ripetuto il fatto del Camp Nou anche in televisione, è stato molto bellino. Forza Napoli, speriamo in un miracolo stasera. Grazie Pasquale, sì, Barone. A 182 punti, Luigi Della Vecchia, giustamente. Siamo un ibrido tra Ciolito e Sarrismo, sì. New Pausilivon, speriamo che funzioni. Senza CR7 Sarri si era fatto la cartella già a dicembre. Salvatore Brancaccio, ma è vero, perché alla fine è stato decisivo in campionato. Loro l'hanno preso per la Champions League, ma alla fine gli è stato decisivo in campionato perché senza tutti quei gol poche partite avrebbero sbloccato. Una volta è un rigore, una volta è un tiro da lontano, un calcio di punizione. Difficile così. Fava Bon, anche tu benvenuto. Riprenderesti Sari, abbiamo detto. Difesa ordinata, posizionati sulle linee di passaggio come terzino hanno palla, contropiede assassino quando si apriranno quei pochissimi buchi. 0-0 mi farebbe uscire contentissimo. Giovanni, sì, sarebbe uscire a testa alta, però sarebbe uscire. Quindi comunque mi farebbe star male, però... Ma l'idea di aprire un bar vero mi sarebbe cattiva, così potresti anche suonare live. Luigi, ma ti dico la verità, quando io ho incontrato gli amici che hanno aperto Caffè Napoli 1926 anche su Facebook, loro gestiscono Instagram, eccetera, eccetera, noi parlavamo di questo, cioè non so se ne hanno già alcuni amici, alcune filiali, ma in realtà il Caffè Napoli 1926 è un'idea tangibile, reale in tutto il mondo, ma figuriamoci, solo che io non ho i soldi da investire. Magari con il vostro supporto, se mettete dei like, qua diventiamo famosi e poi ci apriamo anche il bar e il caffè, è pagato a vita per i supporter, che io mi scrivo tutti i nomi, non è che... Che ne pensa Savello Solido di Sarri della partita stasera? Sarri è un grande allenatore e la Juve non gli ha dato i giocatori adatti. Se compri Sarri gli devi portare Jorginho, perché altrimenti... Dove stanno gli occhiali? Aspetta. Se non gli compri Jorginho, allora Sarri che cosa fai? E gli devi dare una punta che... eccetera eccetera. Questo pensa Savello Solido. Savello Solido è un cretino, parla per frasi fatte, ma mai possibile che un Pjanic o un Betancourt non va bene a Sarri, gli serviva per forza Jorginho. Secondo me è una cazzata. Secondo me i giocatori caratteristiche diverse va bene, magari non ti fa il passaggio breve, ma Pjanic sa fare il passaggio breve e anche il passaggio lungo. Andava benissimo. Poi sei tu Pjanic che devi capire che ti devi far vedere dal difensore. Ma secondo me Sarri tutto questo non gliel'ha proprio chiesto, perché ha detto ragazzi noi dobbiamo lanciarla su Ronaldo, la palla ci deve arrivare subito, così i difensori avversari si cagano sotto. È così. Leviathan Artemus Blow, tengo più ansia stasera che per la finale di Coppa Italia. E ci sta Leviathan, perché tra l'altro sei un amico bellino, tu scrivi pochi commenti ma sei un supportatore, ti ringrazio. È difficile stasera, lo so. E dai, come si fa a vincere con Ronaldo, Pjanic, Dybala, Alex? Hai capito? Al folla. Cioè, sono tutti giocatori che alcuni sono alla frutta e vabbè, bisogna svecchiare. Ma alcuni la vincono così e hanno le qualità tecniche per farlo. Boh, non lo so. Ho sbagliato io. Sarà Ronaldo a decidere il nuovo allenatore? Può essere, Enrico. Perché se loro hanno l'investimento lo devono portare fino alla fine. Non possono non usare Ronaldo per quanto lo pagano. E quindi deve essere compatibile la cosa. Noi ci ricordiamo, ma adesso è tutto passato in secondo piano, ma noi ci ricordiamo le occhiatacce di Ronaldo quando Sarri si azzardava a sostituirlo in amichevole. Beh. Alberto Mendicino, ciao. Fragmenta
passare stasera sarebbe bellissimo, soprattutto per il morale della squadra, sarebbe una cosa straordinaria. Ricordiamoci che il Napoli non è mai arrivato ai quarti, ricordiamoci che il Barcellona non è mai uscito agli ottavi. Dai Valerio, se puoi fare la diretta stasera, Malbin, se posso la faccio dopo la partita perché sono in un'ansia assurda e non la posso fare durante la partita, anche perché credo non verrebbe nessuno, ognuno si deve vedere la partita prima. Salve Romano, sensazione che Zielinski ci darà qualche soddisfazione, va bene e speriamo perché magari sono tanti i tiri che sono arrivati vicino al palo e speriamo che questa volta entrano dentro. Valerio, dovendo paragonare Barcellona e Napoli a due gruppi storici, quali sceglieresti? Mi hanno appena qualcuno ha scritto Barcellona The Queen, i Queen e il Napoli Genesis. Io il Napoli lo vedo tosto. Il Napoli, voglio dire, in questo momento i Black Sabbath, un gruppo che ha anche inventato qualcosa, no? Perché l'heavy metal considerato poi nel futuro è stato un po', i Black Sabbath sono stati un po' i precursori di questa cosa qua. Un qualcosa di nuovo che era un ibrido tra il rock e il blues, l'ibrido così, con più cazzimma. Ecco perché il Napoli... Oh, bellissima questa domanda che mi fa dire che il Napoli è i Black Sabbath, perché abbiamo unito rock e blues dalle tradizioni, però ci abbiamo messo più cazzimma, quindi diventa metal. I Traffic, sì. La tua 11 preferita per stasera? La mia 11 preferita, ok, Ospina, Di Lorenzo, su Manolas, Maximovic ho ancora dei dubbi, dico Manolas per un fatto di non può sbagliarne un'altra come l'ha sbagliata l'altra volta, la mia speranza. Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski e Callecon, Mertens, Elmas, dico io, ma giocherà Insigne. Sostituzioni ovviamente, magari metti Lobotka, magari metti Lozano, Politano, Llorente e chi c'è più? È un Allan magari se segniamo per aggredire, non lo so, ma io è un macello. I Black Sabbath, quelli pure sono forti. Napoli direi Cream, Barcellona O2, band da stadio, anche ci sta. Barcellona, Pino Daniele, Napoli, Enzo Dong. Ma poi Barcellona, Pino Daniele. Napoli, Pino Daniele. Stasera spero che Fabian sia meno lezioso del solito. Sono d'accordo Gianni Cipro, ma Fabian ci avrà. Ricordati che all'andata ha giocato molto bene. Ci avrà le sirene spagnole, le telecamere spagnole addosso. Vedrai. Anche tu credi che abbia il 25% di possibilità? Sì. Stasera devo suonare, forse me la perdo in toto. Ale Bisco. Lo so, sì, anche io ho sempre bestemmiato quando ho perso partite importanti per suonare. In questo momento ti dico, ti invidio un pochino perché mi manca la musica. In questo momento noi ancora non stiamo tornando a suonare live. Almeno suona bene e divertiti, nel senso suona bene. Buona serata, questo intendo. Rispetto per il capitano, ma stasera Elmas può spaccare? Sì, Giuseppe D'Alessandro, secondo me trattenere Lozano sarebbe fondamentale perché rappresenta il giocatore adatto insieme a un giocatore come Osimhen, che ne pensi? Sì, anche se tutti e due fanno un po' la stessa cosa sotto questo punto di vista. Si potrebbero alternare, a meno che non cambi completamente il gioco e decidi di lanciare un po' come il Parma. E quindi ci può stare avere dei velocisti e avere nuove soluzioni, assolutamente. Deathman Walking, ciao comandante, penso che anche tu sei entrato in questo momento nella live, quindi te lo lancio. It's a shame. È così, lasciamo perdere. Questa partita vedrei bene Politano, in molti spazi chiusi ci saranno molti tiri da lontano. Buona, Marò, come siete belli. Io ho creato un canale che fa approfondimento tattico a partire dai subscriber. Questa cosa mi rende orgoglioso, che voi fate degli spunti. Io mi sono andato a vedere una serie di cose. Perché io guardo tutti i video. Quando avendo il tempo a disposizione in questo momento, li guardo tutti. Guardo i video, spacco tutto, adesso Agnelli se ne deve andare. Anche quelli degli altri youtuber. E sotto i commenti quali possono essere? Si strunz, sei brutto, oppure... Ma per forza, perché tu porti quel contenuto là e chi ti può seguire? Oppure anche se chi sta facendo un commento
ha uno spessore culturale, ma che ti può scrivere? Ti può fare l'analisi tattica sotto di te che spacchi tutto? No, ma come cazzo si fa? Cioè, Agnelli, Sarri, sei un ciuccio. Se tu poi non puoi fare approfondimento, nessuno ti può fare approfondimento. Invece nel nostro canale, anche quando io faccio la reazione, la cosa bella è che voi nei vostri commenti giustamente mi fate sì, però guarda che c'è la tattica del fuorigioco, se tu la applichi alta, ed è questo è il piacere mio, perché poi noi sui contenuti possiamo discutere e io vi posso rispondere a uno. Se invece scrivono sei brutto, tagli dei capelli, e che rispondo io? Niente. Hashtag it's a shame, it's a news piace, sì, mettiamolo un'altra volta. Mi è sparito tutto, attenzione. Attenzione, non vedo più niente. Boom. È la prima volta che ti trovo in diretta, Dario, bravo, benvenuto. Questa è stata un'improvvisata, mamma mia, è ancora più dura parlare live senza un intervistatore che ti fa prendere fiato, però si deve fare. Allora, ma Buffon ha commentato come al solito su Cuore dell'arbitro. Guarda, ho visto le interviste di tutti. Pjanic, Sarri, Bonucci che ha detto il nostro obiettivo era il campionato. E che coraggio. Almeno Agnelli poi lo ha smentito dicendo no, che la Champions era un sogno, adesso è un obiettivo. Almeno lui ha avuto la dignità di smentirlo. Buffon, ma Buffon cioè, la moglie che gli fa le domande, ma secondo te la moglie lo incalzava dicendo hai perso nata Champions? È normale che se li portano tutti, capito, coi cuscini. Ah, ma comunque avete vinto, ma comunque avete fatto una buona prestazione, siete arrivati a tanto così dal passaggio, bastava un gol, e poi il rigore se l'ha inventato, ha visto una cosa, l'amico con le lacrime, ha visto qualcosa che non c'era, inesistente. Vabbè, io poi, quando vedo lo stesso atteggiamento nei confronti del Napoli in Europa oppure nei confronti delle altre squadre in Italia, quando lo vedo allora io smetto di dire che siete disonesti e in tutte le reazioni devo dire la stessa cosa. Quando non lo vedo io lo devo ripetere ogni volta e li devo ridicolizzare e esporre alla realtà dei fatti, perché è così. Io potrei con Lozano nel primo tempo, mi ricordo Epidio che tu vuoi sparigliare tutto. Ma non credo. Agnelli si è dimostrato un bel presidente, ha appoggiato le domande lecite dei giornalisti Sky contro cui si era scagliato Sarri, invocando proprio l'aiuto del genere schiaffone morale. Sì, Agnelli è stato... Ma Agnelli è intelligente anche nel... Che lui dice, ci prenderemo ci siederemo al tavolo la prossima settimana e decideremo. Lui aveva già deciso, perché l'esonero arriva in giornata, e facendo così lui è anche intelligente che scarica le sue responsabilità, perché dimostra con l'esonero immediato, dice è colpa di Sarri, noi abbiamo trovato il responsabile dell'uscita dalla Champions ed è lui. Però è importante capire, adesso si parlava anche di Paratici, ma è importante capire che la Juve deve svecchiare, che deve fare più io non voglio dire, ma devi fare più mercato alla Napoli o magari alla Inter. L'Inter si è dimostrata, ha preso uno che già era pronto, Lukaku, e poi ha preso anche come si chiama, gli esterni che sono forti, a centrocampo hai preso qualche gente nuova, Barella, Sensi. Tonali è in orbita Inter o Milan, non è in orbita Juve, allora qualcosa non va in dirigenza, ma questo è una mia idea. Comunque ragione da vendere, sono schifosi lecchini. Hai sentito la one to one di Sarri con il giornalista che penso sì, ho visto, mamma mia. È lui che si scusava, il giornalista no, ma io non volevo offendere, ma quando mai? Eriksen, esatto. La Juve ha troppi anziani, saluti dal Brasile, Conte alla Juventus, Fabio, mamma mia. Anche Muratore sarebbe servito. Vedi Giovanni come sei attento, esatto. Mettevi Muratore con fisicità, freschezza atletica.
La Juve ha sbagliato tutto, non prendi Sarri se poi non vuoi adattarti, la colpa non è di Sarri. Ginevra la colpa è anche di Sarri perché lui non ha portato niente a questa squadra. Si è affidato. Io ho visto le partite della Juve, ho visto la stessa Juve di Allegri, proprio uguale. Però Allegri faceva meglio la fase difensiva perché sapeva con i tre difensori centrali e poi si scalava, diventava 4 a 3 a seconda del momento. E per esempio Alexandro diventava quarto difensore a sinistra o diventava il primo dei centrocampisti e c'era un oscillamento della difesa con Allegri molto, molto interessante. Sarri, ciuccio. Lo dico, ma poi sono anche I'm bias, come si dice in inglese, cioè non sono obiettivo su Sarri perché lo odio. Si è fatto schifare, mi dispiace. Sono onesto, è inutile dire mi dispiace perché no, it's a shame, it's a shame. Barcellona Depeche Mode e Napoli Pet Shop Boys, ok. Copia and goal è molto allegriana, esatto. Valerio, i senatori hanno tagliato fuori Sarri, ma pure può essere, pure può essere, anche se in Europa fanno anche loro brutta figura, eh. Quindi non è che l'hanno fatto apposta, però gli hanno sicuramente detto a Sarri, guarda che qua alla Juve comandiamo noi giocatori, non tu. Koulibaly potrebbe fare la differenza, l'andata non ha giocato, contro Messi è una bella sfida, sì, Giancarlo, il problema è che Messi, essendoci Suarez, Messi tornerà molto indietro, analisi tattica, quindi Messi sarà più in orbita d'Emme, probabilmente, e dovranno fare molto, molto lavoro anche Fabian e Zelischi vicino. Suarez sarà Koulibaly o Manolas, i due penso più Manolas Suarez per una questione di fisicità e Koulibaly può seguire Griezmann, poi dipende da loro come si mette. Come vedete Sarri alla Casertana, eppure potrebbe essere una sfida. Elmas titolare, True Creed, ma me lo dici tu perché lo vuoi tu oppure nel frattempo il mio telefono sta impazzendo? Mi arrivano notizie. Mi dici tu come notizia o come perché tu l'hai letto da qualche parte? Buongiorno e Forza Napoli, Alfonso da Caserta. Ciao Alfonso De Negri, Jacob Sania, Messi giocherà trequartista, esatto. Ciao Maria Capuano, spero che Meret giochi. Fabio credo sarà Ospina, è andato anche in conferenza. Barcellona, Pink Floyd e Napoli, Sex Pistols. Dobbiamo essere irriverenti e andare a fare il miracolo che in pieno stile Sex Pistols. È bella sta cosa, abbiamo un Napoli punk. Un Napoli punk. Anche se i Sex Pistols erano un po' studiati a tavolino. Gruppo punk un po' studiati a tavolino. Maria Capuano, sì, ti ho salutato. Barcellona, Deep Purple e Napoli, Pink Floyd, live in Bombay. Ma no, sta domanda ha scatenato dei paragoni straordinari. Bella sta cosa, magari ci faccio un video. Tutte le squadre con i vari gruppi rock storici. Lo vorrei io perché secondo me potrebbe sorprendere i Barca lì dietro. True Creed, sono d'accordo. Su Elmas io l'avevo sponsorizzato anche per non rischiare Insigne di farlo, ma non per un nuovo infortunio, ma di averlo al 70% della forma. Devi essere. Ma la Juve per vincere chi altro deve comprare, visto che ha acquistato tutti? Allora, eliminati dal Real Madrid si comprano Ronaldo, eliminati dall'Ajax si comprano De Ligt, mo chi si devono comprare? A Depay o a Dupont? O a chi altro aveva? Io non me ne ricordo molto i giocatori del Lione perché chi sono? Giocatori del Lione. Ordinati, sì. C'era però quello, c'era il centrocampista che hanno detto pure in telecronaca che vale 70 milioni, non mi ricordo il nome, però gran bel giocatorino invece. Sto scherzando, si parla di un esonero di Paratici, sì. Che ne pensi di Demme? A me piace molto, Notred io lo adoro. Lo adoro e ultimamente sta anche provando il lancio un po' più lungo. Si capisce che il paragone con Lobotka, che ha più il lancio lungo rispetto a lui che ha solo il breve, si capisce che lo sta stimolando a studiare il lancio lungo. Ragazzi, voi dovete considerare anche una cosa, il calcio è cambiato. Magari i giocatori non si guardano un video mio di 44 minuti come questa live, però i giocatori leggono tutto, i giocatori ascoltano le trasmissioni, i giocatori stanno sui social 24 ore su 24, leggono tutto e voi credete che essendo uomini o ragazzini non vengono influenzati da tutto questo? Sì,
vengono influenzati da tutto questo. Quindi il paragone Lobotka-Demme lo soffre. Un tempo tu potevi dire non mi compro il Corriere, quindi non so i giudizi dei giornali, ma i voti i giocatori li sanno subito, li vanno proprio a cercare. Quindi dobbiamo stare attenti con il Aouar, bravi, bravo Giancarlo, bravo Gianni, bravo True Creed, bravissimi. Il Brescia è Franco Califà. Professor Fluido, mi scusi in ritardo, posso entrare alla seconda ora? Qual è la tua giustificazione? Solid Snake, puoi entrare, vai, vatti a sedere. Il leone è dead or alive. Stasera Napoli versione Pink Floyd Echos in Pompei, dove il campo nuovo sentirà risuonare le corde vocali di Gattuso come le corde della chitarra di David Gilmour. Poesia di Enrico Terlizzi. Ginevra oggi sarà dura soprattutto in un campo così grande, quasi 200 metri. Che poi ho sentito altri giornalisti stesso a Radio Kiss Kiss, dove lo stesso Paolo De Genio l'ha detto così, nella stessa radio alcuni continuavano a non dirlo, e mi pare che anche Manolas in un'intervista incalzato ha detto il campo è più grande. Io lo so, loro che se ne fottono, arriveranno là, magari lo vedono ampio, ma ampio come impianto lo stadio così, e credono pure loro è più largo così. Ma basterebbe, non dico fare tutta l'informazione che sono andato io a vedere sui siti eccetera eccetera, ma basta il sito del Barcellona per sapere questa cosa qua. Quindi non ci sarebbe proprio bisogno. Olli e Benji, esatto. Cessione di Milik, sì, se ne deve andare, ha finito. Mi ricordo quel video. Il San Paolo è 110. Ma non lascia fare bis come la Roma, perché no? Pure lui ci deve dare una bella dimostrazione, perché l'ultima partita ha giocato una mezza chiave. Se mi saluti, vinciamo al 98esimo. Matteo Fragnito. Un saluto. Le urla di Gattuso sono due, musica per le mie orecchie. Sì. Ti stimo, grazie Simone. Solid Snake versione Led Zeppelin. Amen. Voi non potete vedere i miei poster, ma forse li sapete da video vecchi. Stasera il Napoli passerà con un rigore a culo alla Juve, i Valentini per la racciatura imploderanno scomparendo per sempre. Questa sembra una cosa alla Black Mirror. Mi piace tantissimo, Alfonso. E fu così che Milik fece tripletta a campo, no? Non sarebbe la prima volta che un giocatore fuori dal progetto. Tra l'altro è successo nella partita dove ha segnato Milik e Allan. Alla fine chi era? Il Sassuolo. Mo vado in difficoltà che comunque ultimamente ha segnato Milik che non ce l'aspettavamo, e ha segnato Allan. Quindi queste cose possono pure capitare. Io credo però che se Llorente è stato portato in panchina, credo che la soluzione di Llorente sia più considerata da Gattuso rispetto a quella di Milik, perché Gattuso non guarda in faccia a nessuno. Allan non si comporta bene, te ne vai a casa. Lozano non si impegna abbastanza, te lo dico in faccia, lo dico anche agli altri. Milik è evidente, l'abbiamo sentito Arek, ma anche solo tu, che non faceva il pressing, perché a me non mi interessa. A me mi interessa relativamente dei gol che sbaglia, a parte quelli che sbagli di testa dove salti di 1 millimetro e non impatti bene, lì è mancanza di voglia proprio di approccio al pallone. Ma a me mi interessa il pressing, perché se tu fai il pressing con 10 giocatori è una cosa, se la punta centrale non lo fa, scombini tutto e permetti alla squadra avversaria di superare il primo pressing perché tu non fai filtro, e poi è stata buona Maron, come si dice in Piemonte. È così. Hai visto il tweet di Osimhen? No, ma di oggi? Io ho visto l'ultima fotografia dove sembra il nero di WhatsApp. Non so se l'avete se l'avete vista quella là. Messi tuttocampista alla Gomez, probabilmente scenderà molto per cercare spazio, è così. Come Simone con pareggio o vittoria. Seggiata e cambio fisico della rete. Oh my god, il video stai dando delle... Stai dando di matto con Yusai. Le triplette inaspettate non le fecero pure Vargas e De Guzman. Mamma mia. Stiamo scavando dei cascioni.
Osimhen come può incidere dal punto di vista tattico? Può incidere che una volta tanto la puoi anche lanciare, dovrebbe essere in grado di fare a sportellate, anche se non è petagna, è più petagnone. Osimhen non è Lukaku. Però, se vogliamo fare un paragone, è un po' alla Spriglia, un po' alla Gervinho, va, nella velocità e nello scatto, anche sul lungo. E poi quello che deve avere è che se c'è una palla vagante la tira a porta invece di girarsi, dribbling dietro. Insigne ha recuperato. Oh, Mascara. Mascara al Camp Nou. Ragazzi, vi ricordate? Ho visto da poco un video. Mascara che controlla prima di entrare al Camp Nou nella amichevole che il Napoli perse rovinosamente. Ricordate la rovesciata di Cavani? Tipo il quarto uomo che gli controlla le cose, le catenine, e Mascara a un certo punto dice a capocchio. È una poesia che non lo so, dovrei trovarlo qualcuno su Napolism o Operazione Napoli, Operazione Nostalgia. Qualcuno aveva postato questo video, una roba straordinaria. Simone De Incubus 1-3. Ragazzi, io qua siete 78. Io non so cosa dire. Sono veramente contento di aver fatto questa. Perché credetemi, su 1000 iscritti, su 1000 pochi e tanti iscritti, 78 non è poco, è un bel numero. E quindi io vi ringrazio tutto, però devo andare to catch my breath, perché parlare 50 minuti, avete visto che io non faccio pause. A differenza di molti altri, non faccio il dissing, a differenza di altri che stanno così, durante la live, così. 3 ore così, che guardano, non dicono niente. Però anzi, stanno così, guarda. Così. Perché hanno il telefonino così davanti. Dai, dai, ho finito il dissing. Non faccio nomi. Vi abbraccio. Ricordate che it's a shame. Da New York Valerio Fluido è tutto. Grazie ancora Luigi per il supporto. Come fai ad avere 1000 iscritti? Giancarlo, è perché non lo so. L'algoritmo non mi fa uscire. Perché fa più quando alluccano e fanno le parolacce, sono più guardate su YouTube, e quindi l'algoritmo di YouTube consiglia. Io quando vado per esempio sul canale di Neschio, che qualcuno di voi conosce, guagliù, ma 50.000 tifosi napoletani, grazie Neschio, parla del Napoli. Io sono sicuro che se loro mi conoscessero verrebbero a parlare con noi. Ma purtroppo che devo fare? Va sul canale di Neschio a dire seguitemi a me. È una roba tristissima, quindi non lo posso fare. Se lo fate voi, andate a seguire il canale Caffè Napoli 1926, mi fate piacere e mi date una mano. Io personalmente non lo posso fare perché mi sento male. È proprio la netiquette tra gli youtuber. È brutto andare sul canale di uno e prendersi gli iscritti. Non so fa. È una cosa che non farò. Cerco di non fare mai. Al massimo commento, così se vedono il mio nome magari qualcuno capisce che parlo di Napoli, ma è difficile con l'algoritmo. Vi abbraccio e ci vediamo tra poco, ovviamente, perché io farò o la reazione subito, o una live, o un commento, o tutto insieme, perché la partita potrebbe essere l'ultima della stagione e ce la dobbiamo godere. Vi abbraccio tantissimo, grazie ancora di tutto il vostro supporto, like, commenti, tutto quello che fate, le magliette, ricordatevi, fluido.net, c'è questa qua che è bellina, e ce n'è un'altra che costa anche di meno con la N del Caffè Napoli. Secondo me andatevela a vedere, www.fluido.net. Vi abbraccio e non dimenticate che questo è il nuovo modo di finire le live.